Il Centro Culturale Baffile di Caorle ospiterà dall'11 giugno al 3 settembre la mostra Andy Warhol The Age of Freedom, curata da Matteo Vanzan e voluta dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'agenzia MV Arte di Vicenza. Si tratta di un percorso espositivo dedicato all'autore che fu determinante nella rinascita artistica della seconda metà del Novecento. Andy Warhol è stato l'artista che ha portato l'arte nuovamente ad un concetto di accessibilità e di comprensione da parte non solamente di chi studia l'arte, ma soprattutto anche da chi ama l'arte. Un artista che non è solamente piacevole da vedere, ma che nasconde al suo interno un profondo significato artistico, sociale e culturale. Quasi 70 le opere di Warhol presenti, quelle sono quelle più iconiche, quelle più riconoscibili e come è stata fatta poi la scelta di tutte le opere portate in mostra? Beh, sicuramente la Marilyn, abbiamo una Marilyn straordinaria, un pezzo unico, oltre alle altre per carità, la zuppa Campbell sarà esposta, quella che Andy Warhol comprò al supermercato, aprì, mangiò e firmò, avremo i dollari, avremo una splendida opera dedicata a Beethoven, le Brillo Box, una panoramica generale su quella che è stata la sua produzione artistica. Quindi siamo andati alla ricerca da tutti i collezionisti italiani delle opere che più lo rappresentassero. Una mostra importante come strumento per promuovere definitivamente il centro Baffile a contenitore di grandi eventi culturali, ma anche per portare ad ospiti e turisti un'offerta che non si limiti a mare e sport, ma anche alla cultura con la C maiuscola. La mostra di Andy Warhol è anzitutto questo tentativo, cioè di far riconoscere quel luogo come centro culturale. Poi perché Caorle, portiamo la cultura Caorle cristiana? Perché la logica che per noi è pervasiva nelle nostre scelte, nelle nostre quotidianità amministrativa è che il turista non si accontenta più del sole, della spiaggia, c'è sempre una domanda di bellezza ultima che il cuore desidera e che nella cultura si trova risposta. L'opera d'arte è emozione immediata, se non mettiamo qualcosa di nostro nell'analisi, nella lettura, nella comprensione dell'opera d'arte, difficilmente l'emozione può nascere. Eventi collaterali alla mostra saranno poi l'aperitivo pop di domenica 11 giugno a partire dalle ore 18, organizzato grazie alla collaborazione di Confcommercio Caorle con i locali aderenti. Sarà poi prevista una mostra supplementare con apertura domenica 18 giugno presso il Museo Nazionale di Archeologia del Mare e dedicata a 10 artisti contemporanei. Infine saranno previsti nei sabati successivi all'apertura della mostra principale degli incontri con il curatore della mostra Matteo Vanzan. La genialità, il colore, la grande frenesia e la grande energia che c'era negli anni 60 e 70, questo sicuramente vorremmo che rimanga e vorremmo che rimanesse anche quello che poi andranno a vedere nel Museo di Archeologia del Mare in quella che è una mostra di arte contemporanea di artisti viventi, artisti che sono stati nella Biennale di Arte Contemporanea nel Padiglione Italia.